Un flash mob per Giulia è quanto hanno messo insieme questa mattina, in modo spontaneo, semplice e toccante, a Venezia circa 400 ragazze e ragazzi insieme, studenti dell'Istituto Tecnico Vendramin Cornelli in centro storico con i loro insegnanti. Tutte le classi, accompagnate dal personale didattico, sono uscite dalla scuola a metà mattina in silenzio con striscioni e cartelli. I partecipanti, tenendosi per mano, hanno formato una grande catena umana, prima lungo le rive davanti alla scuola e poi salendo via via fino sul ponte delle Guglie. Dopo il simbolico minuto di silenzio è seguito un momento altrettanto intenso di rumore, così come era stato chiesto, per dire no ad ogni forma di violenza di genere. L'azione spontanea, partita dagli studenti del Cornell, facente parte del polo tecnologico veneziano, ha coinvolto poi anche classi diverse di altre scuole, a partire dal vicino Algarotti, ma anche residenti e turisti. Un'azione dimostrativa in un luogo tra i più caratteristici della città che si è conclusa con un dibattito a scuola fino a mezzogiorno per ascoltare le voci dei ragazzi che si stanno confrontando su un tema così importante in un momento difficile da affrontare. La parola agli insegnanti. Abbiamo deciso di manifestare oggi facendo un minuto di rumore in risposta al minuto di silenzio che ci è stato chiesto. In questa scuola educhiamo i ragazzi a parlare, a confrontarsi e a discutere per affrontare i problemi. La responsabile di sede ricorda. I ragazzi si incontrano, discutono sulla violenza di genere, cominciano delle assemblee in cui si scambiano idee e manifestano insieme per Giulia Cecchettin e non solo.